chiamo Alberto Vianello e siamo qui a Venezia per parlare della regata delle antiche repubbliche marinare. Io nella vita sono un agente di polizia locale, un vigile urbano, il vecchio vigile urbano, e lavoro qui ovviamente in provincia di Venezia. Da quando avevo 7 anni pratico il canottaggio. Ho fatto sia ovviamente canottaggio a livello, diciamo, con le barche olimpiche, che il canottaggio per quanto riguarda il Palio delle Repubbliche Marinare. Ho partecipato a 12 edizioni al Palio delle Repubbliche come atleta e da 2 edizioni sono membro dello staff tecnico del Palio, quindi del Galeone di Venezia. Il Palio delle Repubbliche a Venezia ha una grossissima tradizione. Se pensiamo che quest'anno, nel 2013, ci sarà la 58esima edizione del Palio delle Repubbliche, quindi non siamo ancora arrivati a 60 edizioni, e Venezia ne ha vinte ben 30. A Venezia abbiamo una grossa tradizione remiera, questo è chiaro, cioè è una città che vive sull'acqua e quindi da sempre ha tradizioni remiere, non solo per quanto riguarda il canottaggio, ma anche ovviamente altre discipline, tipo una per tutte la Voga Veneta. Ultimamente ci sono altre città tipo Pisa, Amalfi, che sono venute su molto prepotentemente per quanto riguarda il Palio delle Repubbliche, vincendo molte delle ultime edizioni, però Venezia si sa sempre ben difendere. Siamo abituati a Venezia a prepararlo nel migliore dei modi questo appuntamento. Allora, per quanto riguarda il mio ruolo nell'organizzazione del Palio delle Repubbliche, io appunto da 2 anni sono membro dello staff tecnico. Siamo un gruppo di 3 allenatori, e di cui in questi 3 allenatori ci sono 2 allenatori e un direttore tecnico. Ecco, io sono uno dei 2 allenatori. Il mio compito è chiaro che è quello di preparare l'equipaggio e poi di selezionare anche gli atleti. Noi partiamo con una rosa di atleti abbastanza ampia, intorno ai 12-14 elementi, e poi di questi 12-14 elementi ovviamente selezioniamo gli 8 migliori per creare l'equipaggio che disputerà il Palio delle Repubbliche. Ecco, per fare questo ovviamente, a parte la tecnica di voga, l'assieme che l'equipaggio può avere, noi abbiamo proprio un vero e proprio test remergometrico. Il remergometro è un attrezzo che si usa in palestra tipicamente del canottaggio. Cerchiamo di selezionare gli 8 migliori elementi che comporranno appunto l'equipaggio del Galeone della Repubblica di Venezia. Venezia ha una grandissima tradizione remiera che non è fatta ovviamente solamente del Palio delle Repubbliche Marinare, anzi forse il Palio delle Repubbliche è una delle cose che la città di Venezia in sé sente forse un po' meno, nel senso che Venezia ha la Voga Veneta, la regata storica. In passato, quindi nei primi anni, quando è nato il Palio delle Repubbliche, il Galeone di Venezia era formato quasi esclusivamente da gondolieri, perché erano ovviamente gli atleti più allenati che potevano partecipare, quindi formare questo equipaggio. E, se vogliamo dire proprio la verità, Venezia le prime edizioni le ha sempre vinte, quindi ovviamente i gondolieri erano anche molto forti. Poi pian piano, con il passare degli anni, ultimamente si sono inseriti ovviamente nel Palio anche gli atleti veri e propri del canottaggio, e quindi il Palio è sempre stato, diciamo, molto più specifico. Ci sono sempre stati più atleti che provenivano dal canottaggio che facevano parte dell'equipaggio. Abbiamo avuto anche grossi campioni che partecipavano al Palio delle Repubbliche, anche campioni olimpici. Vi dicevo prima che io ho partecipato a 12 edizioni del Palio delle Repubbliche, sono sempre stato titolare come vogatore, quindi non sono mai stato una delle riserve, ho avuto questa fortuna. Il Palio delle Repubbliche è una regata molto particolare, dura all'incirca dagli 8 ai 9 minuti, la barca è molto pesante, non è così veloce come una barca da canottaggio, diciamo, a livello olimpico, però vi assicuro che per muoverla è richiesta una notevole forza e una notevole preparazione fisica. Un'altra particolarità del Palio delle Repubbliche Marinare è il percorso di gara, questo perché comunque il percorso è lungo 2000 metri, quindi 2 chilometri per tutti, però in ognuna delle 4 città il percorso cambia. Cosa voglio dire? Che per esempio a Pisa il percorso è ovviamente sull'Arno, quindi in fiume, a Amalfi è in mare aperto praticamente, a Genova invece è all'interno del porto di Genova, e per quanto riguarda Venezia è in bacino San Marco, quindi all'interno della laguna, però di fronte Piazza San Marco. È leggermente in curva, quindi molte
e molti componenti delle altre città lo considerano abbastanza ostico come percorso. Ovviamente il Palio disputa sempre sulle corsie, cioè questo non è sempre vero, perché per esempio a Venezia alcune edizioni sono state fatte senza corsie. L'importante veramente era arrivare all'interno delle due boe del traguardo. Il bello anche di questa manifestazione è che c'è ovviamente un regolamento che può cambiare in base alla città che ospita il Palio delle Repubbliche. Pisa, se vogliamo, forse è il palio più incerto. L'Armo percorre una grossa curva prima di arrivare all'arrivo. Infatti la partenza dei galeoni viene data sfalsata, quindi viene considerato, diciamo, l'handicap che il galeone più esterno ovviamente ha per quanto riguarda il raggio di curva. Posso anche dire che io ho partecipato come vogatore a 3 Pali delle Repubbliche a Pisa e non ne ho vinto neanche uno, quindi spero che quest'anno che parteciperò come allenatore magari sia la volta buona. Ho vinto in tutte le altre città, mi manca Pisa, non ho mai vinto a Pisa. Allora, questo è il Galeone di Venezia ed è la barca che useremo per fare anche il Palio delle Repubbliche, la barca da gara. A Venezia abbiamo 3 barche, 3 galeoni, 3 barche uguali a queste. 2 sono, di solito le usiamo per l'allenamento perché sono ovviamente più vecchie. E questa è la barca da gara, che è comunque abbastanza datata, è una barca che è del 1994, però è ancora buona e è ancora tra le più leggere dell'intero Palio delle Repubbliche. Il galeone da regata deve pesare circa 750 kg, non può pesare meno, ecco. Questo galeone, fra tutti i 4 galeoni delle Repubbliche Marinarie, è uno di quelli che pesa meno. È fatto tutto in vetroresina, come vedete, si voga in 8, come già saprete, si voga in 8 vogatori, più il timoniere. Il carrello è fisso, quindi i vogatori devono scivolare su una panchina che è di circa 30 cm, con i piedi ancorati su una pedaliera e un remo abbastanza grosso. Questo che ho in mano io è un remo del galeone, un remo del Palio delle Repubbliche. Anche i remi sono tutti uguali per tutte le repubbliche, sono fatti in legno ovviamente, sono parecchio pesanti ma insomma si usano praticamente quasi esclusivamente per quel tipo di barca lì. Si vogano con 8 remi, come tutte le repubbliche, ogni città ha più di 8 remi, anche noi ne abbiamo circa una ventina. Sono tutti di misura diversa in base al numero di posto voga. Il remo più corto è il numero 8 perché ha un posto voga molto ridotto rispetto agli altri, e poi via via gli altri, i più lunghi sono il 4 e il 5, che hanno di diverse ovviamente lunghezze, altrimenti non ci starebbero proprio sulla barca. La pala è abbastanza lunga ed è ovviamente una pala non molto redditizia per quanto riguarda il canottaggio. Causing grief in human relations, it's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. You're thinking about my baby. It don't matter if you're black or white. Di fianco a me ci sono i fratelli Colombi, Jacopo e Mattia Colombi, 2 tra gli atleti più forti dell'equipaggio del galeone veneziano, e vengono entrambi dal mondo della canoa, sono plurimedagliati nella canoa. Io sono Jacopo Colombi, mi sono affacciato nel mondo del galeone 2 anni fa, quando Vianello Alberto, qua presente, mi ha trascinato a fare i campionati italiani di remergometro, e vedendo i miei risultati mi ha sempre di più spinto a affacciarmi a questo mondo. È un mondo bello, divertente, e c'è una squadra, cosa che nello sport tipo come la canoa o il canottaggio
sono più singolisti, sono sport più singolisti, solitari. Ciao a tutti, mi chiamo Mattia Colombi, mi sono affacciato al canottaggio al Galeone grazie a mio fratello che mi ha convinto a partecipare a questa entusiasmante avventura. Quest'anno mi sono impegnato il possibile per essere presente, visto che io sono anche un canoista, cioè il mio sport e lavoro è fare canoa. Nel mio tempo libero mi sono impegnato molto a essere presente alle uscite in barca al Galeone e quest'anno è il primo anno che svolgo questa regata e sicuramente sarà molto entusiasmante, emozionante e spero di esserci soprattutto a Venezia, quando si svolgerà tra pochi anni a Venezia. Spero di vincere il più possibile. Allora, qui vicino a me ci sono alcuni elementi dell'equipaggio del Galeone di Venezia di quest'anno, dell'edizione 2013. Ve li presento velocemente. Sono Lorenzo Barbato, Arben Doci, Michele Ghezzo, Nicolò Crosara, che è anche il nostro timoniere, Jacopo Colombi e Fabio Sabadin. Ciao a tutti, io sono Nicolò Crosara, come Alberto precedentemente ha già detto sono il timoniere dell'equipaggio veneziano. Io dal 2008 che faccio parte dell'equipaggio, fino all'anno scorso come vogatore, quest'anno la prima esperienza come timoniere. Cosa dire, in bocca al lupo a tutti i fiori. La squadra c'è, stiamo lavorando bene, le prospettive sono buone, quindi insomma in bocca al lupo a tutti. Allora, quello che vi abbiamo presentato è l'equipaggio di Venezia che parteciperà alla regata delle antiche repubbliche marinare che quest'anno si svolgerà a Pisa il 23 giugno. Un saluto a Giovani Tradizioni. Andiamo a Pisa. Luribanchi!